Bene, però a questo punto facciamo entrare, anzi prima di farla entrare io direi di guardare insieme la scheda che riguarda questo personaggio importantissimo, questo politico, Flavia Gastoni, Ministro dell'Economia. Vediamo. Flavia Gastoni è il Ministro dell'Economia più giovane che abbia mai avuto il nostro governo e per molti versi anche il più affascinante. Plurilaureata, già enfant prodige nel campo della macroeconomia internazionale, Flavia è anche nota per una passione proibita, quella del canto, coltivata però assai sporadicamente a causa dei tantissimi impegni che da sempre le riempiono il tempo. In età adolescenziale, nonostante la corte assidua da parte della quasi totalità dei suoi compagni di classe e i numerosissimi flirt, Flavia pare non perdere colpi e supera tutte le tappe dell'istruzione obbligatoria a pieni voti. In breve consegue la prima laurea al Trinità College con il professor Bud Scott, specializzandosi in macroeconomia. Fa scalpore quando, a soli 23 anni, mentre è fidanzata col grande esperto americano di mercato internazionale Philip Scott, figlio di Bud Scott, questo è il Colosseo. Sai, sta qui da svariati milioni di anni. pubblica il celebre Mercato, Libertà o qualcosa del genere. Finita, non senza clamori, la relazione con Scott, Flavia entra in politica e in breve diventa un esponente di spicco della sezione giovanile del partito situazionista. In questo periodo è anche fidanzata prima con un collega di partito, poi col segretario dello stesso, Giovanni Ciampolo. Presentatasi alle politiche, Flavia si dimostra ancora una volta di successo e con lo slogan "Oltre le gambe, oltre la testa c'è di più", raccoglie consensi epocali e diviene ministro dell'economia, annunciando riforme straordinarie. Signori e signori, le sue riforme hanno fatto parlare i giornali di tutto il mondo. Anche il giornale notissimo americano Super Economy si è occupato di lei, ne ha diffuso le teorie in tutto quanto il mondo, quindi a questo punto non ci resta che presentarla. E farla entrare, il Ministro dell'Economia, Flavia Gastoni. No, scusi Ministro, no, perché sono sedie con le rotelle, quindi per fare il baciamano sono andate dietro le sedie. Comunque tutto a posto. Infatti non si usa più il baciamano apposta. Apposta per questo, sì. Eccoci qua. Bene. Allora, sì. Lei, Ministro Gastoni, è una donna affascinante ed è comunque il vanto del nostro paese. Noi siamo sicuri, come molti risparmiatori, che lei questa volta riuscirà con parole chiare a far capire a tutti, alle massaie, all'uomo qualunque della strada, quali sono esattamente queste norme che regolano il sistema economico che lei vuole diffondere in tutto quanto il mondo. Beh, innanzitutto io sono laureata in economia e ho anche uno stage point negli State. Ho fatto un corso di analisi economica e di informatica a Technosound. Bene, a questo punto un applauso a chi ha lavorato seriamente per affermarsi nel proprio lavoro. Un applauso. Prego. Sì. No, dico, stava dicendo? Beh, oggi comunque non voglio parlare scusa. In termini tecnici voleva dire, in termini tecnici, no, vabbè. In termini difficili come sono solita usare, no? No, però infatti. voglio parlare non con termini matematici, ma credo che nella vita ci voglia anche un po' di concretezza. Cioè? Cioè, sappiamo tutti che un problema oggi in Italia è di trovare il lavoro, quindi ecco, voglio risolvere il problema del lavoro in Italia. Ecco bene, come pensa di farlo? Ma è semplicissimo, se tutti voi andate da un giornalaio e scrivete su Partaportese "scusate, cerco lavoro". No? Sì, cioè in che senso? Nel senso che uno non può andare a bussare a casa per casa a sapere se insomma qualcuno cerca lavoro, certo, no? sì. Cioè, ovvio, nel senso che bisogna mettere un annuncio perché certo, se no... chi cerca trova. Lei pensa che nel pianeta, cioè in questa terra, prima o poi l'inflazione sarà azzerata? Ecco, perché dice questo? Come pensa di riuscirci? Guardate, io ho fatto un esperimento con i miei tecnici, un esperimento scientifico. Sono andata al mercato e credo che tutti quanti dovrebbero andare al mercato per comprare le zucchine, ad esempio. Invece di fermarsi al primo bancone, devono girare tutto il mercato, girano, alla fine trovano quello che costano di meno. Quindi quando costano di meno bisogna comprarle, così il prezzo calerebbe. Se volete comprare le verdure potete andare da Franco, che è il mio fruttivendolo. Però, aspetta, scusate.
pesata, è una cosa seria. Però è meglio che, siccome le banane ce le ha surgelate, allora potete andare da Gino che invece c'ha i broccoli. Ah, i broccoli. Però, Vabbè, ma se voglio le banane... Perché sfuggono i termini i tecnici, però... broccoli sono dei cinesi. Ecco, ma a proposito della Cina, ecco, lei ha nominato la Cina, ma non pensa, per esempio, che la Cina in qualche modo ci danneggi, cioè col fatto che i cinesi tendono a imitare tutti i prodotti? Ecco, questo non può recar danno a... Ma infatti loro imitano noi e noi imitiamo loro. Cioè? Quindi, facciamo il riso di Caserta, il sake abruzzese, e i mandarini ce li abbiamo pure noi, e poi tutti a fare il corso di Kung Fu. Ah, questo sembra ottimo. In effetti delle proposte interessanti, anche se a primo avviso così potrebbero risultare un po' sopra le righe. Ma chi ama crede, chi crede ama, i deboli non amano, io sono sposata, ergo amo. Non ho capito niente, scusi. Però... nel senso, no. Ha cominciato a parlare un po' in politichese, questo... certo. Cioè, abbiamo detto Però- di evitarlo, sì. Devono essere parole dirette proprio al cuore degli italiani. Ecco, lei ha spesso affermato che le donne sono il motore dell'economia italiana. Ecco, perché dice questo? Crede veramente in questa affermazione? Beh, innanzitutto il problema delle donne è che inquinano con i loro detersivi, quindi io credo che sia meglio che quando una donna lava i piatti è meglio che non li lava ma va direttamente al ristorante. Ma non sarebbe più facile allora non andare al ristorante, però non lavare i piatti e buttarli? Forse... Beh, se no uno li compra di carta. Ecco, questo... Così si buttano. Vedi che ragionando... Beh, è qui che... Quindi delle idee lei... Cioè, Geniali. Sì, ma non le serve per forza il suo staff tecnico, anche lei le partorisce di per sé? Cioè, Sì, delle se idee... volete potete prendere degli appunti. No, vabbè, non sarebbe il grande ministro che è. Però ecco, dico, un'ultima cosa. Il problema dell'economia, come si deve risolvere? In 2 parole. Uno slogan di 2 parole. Uno slogan. Canta che ti passa. Finito? Sì. Grazie. Posso cantare? Vuole cantare? Certo, però... Beh, uno scoop, il ministro dell'economia che canta una canzone è uno scoop però veramente, sì. venite pure voi così mi fate compagnia. No, vabbè, volentieri, sì. Noi di politica non è che me ne intendo. E nemmeno io, però. Beh, ma anche i politici devono scherzare, no? A me, certo. Se no sono troppo seriosi. Se no troppo bacchettoni, troppo seriosi, sì. Ci mettiamo... Ah, di qua, sì. Qua, Prego. di qui. Venite. Canta lei.